Che proprio il cuore di Venezia non sia più un posto per veneziani è implicito nell'atteggiamento che oramai da decenni non lo vede più come luogo di incontro o di passeggiata. Certo, Piazza San Marco è ancora vissuta con orgoglio dai veneziani, ma spesso anche come una sorta di terra franca, quasi estranea alla città, dedicata al passaggio di decine di milioni di turisti. Un simbolo, ma non un luogo di socialità. Proprio in anni in cui ogni giorno perde 3 abitanti e si aprono 25 posti letto turistici, Venezia sta vivendo un fermento di associazioni di residenti che non si arrendono e ora conta già centinaia di associati anche il neonato comitato per il ritorno di Piazza San Marco alla città. La nostra associazione si è formata l'8 di luglio dopo la manifestazione, la grande manifestazione contro le grandi navi, in cui non ci è stato consentito di concludere la manifestazione in Piazza San Marco. Che cosa vi proponete? Ci proponiamo di lavorare per il ritorno della piazza alla città. Ci siamo accorti che come cittadini evitiamo ormai la piazza, non è più un luogo nostro, ci è stata espropriata e invece dovrebbe tornare a quello che è un uso civico, sociale, come era il Foro Romano. La piazza è il cuore della polis e noi ne siamo stati privati. Le strategie e le prime iniziative da tenersi in Piazza San Marco, come ad esempio una giornata dei veneziani nella loro piazza che unisca associazioni, categorie, soggetti culturali, sociali e politici, saranno dibattute in un'assemblea pubblica fissata alle 18 di giovedì alla Scoletta dei Calegheri. Come può tornare Centro Civico Piazza San Marco? Può tornare centro civico abitandola, consentendo ai cittadini di realizzare delle iniziative, di non interdirla. Non può essere soltanto luogo di transazioni commerciali, per cui va bene l'Aperol o il concerto e non iniziative civiche. Non vogliamo fare delle fiere provinciali, vogliamo avere il diritto di utilizzarla per iniziative civiche, di confronto, anche per quello che era il listone una volta, per andare